Ivano, e chi è questo signorino qua? Questo è un signorino che viene è una coda rossa maschio, e viene dalla Germania, da un allevamento che ha belle cose, bei rapaci anche questo, però io sono andato su, ho scelto lui perché mi piaceva. È molto domestico, non è cattivo, quando vede gente un po' si sa, però cosa posso dire? Non è un falco, un grande falco da caccia come il pellegrino o altri falchi, però è un falco che si butta sugli alberi, si fa partire la selvaggina e lui viene giù. Sarebbe come la poiana nostra italiana, però questa è. Però c'è un addestramento diverso, almeno io l'ho fatto così. Tutti i maschi dei rapaci sono più piccoli, le femmine sono più grosse. Noi abbiamo visto prima la femmina di gufo reale, 2,8 kg, 2,9 kg, il maschio pesa tanto di meno. Ecco. Costei è un gufo reale, femmina di 2,8 kg, è come da circa 8 anni, non la uso a caccia, però la faccio volare al pugno. Ecco. Come si chiama? Kira. Quanti anni ha? 8,5. No, è molto docile, quando vede persone strane allora diventa un po' serpentina, diciamo, perché soffia, però è il loro verso di difesa e comunque è un bel animale, buono. È origine da un allevamento che è a Carpi, Reggio Emilia, sì. Sì, ne ho presi diversi, gli animali io li fornisco da lui, è un allevatore serio e anche come prezzo è onesto. Ecco. Sì, circa 25 anni fa ho avuto il piacere di avere un incontro con questo rapace. Camminando sul Montello di notte, prendevo funghi di notte perché sono arrivato tardi al lavoro, verso le 11:30 di sera, di notte, sì. E ho sentito un forte batter d'ali, un fruscio, ho alzato gli occhi e sul castagno enorme che c'è tuttora, col chiaro della luna, ho visto questa immagine enorme di questo animale. Allora ho guardato, ho preso i funghi e poi lui è andato via e ho visto questo volo spettacolare, che no, poi non l'ho più visto. E niente, il mio rammarico è che una volta leggendo un giornalino che c'era, che adesso non c'è più purtroppo, e c'era un'offerta di questo gufo reale di 4 anni che era addestrato ad andare a caccia alle lepri. E mi sono pentito, me lo sono lasciato sfuggire, diciamo, ci ho pensato troppo e poi non l'ho venduto, ma quello sarebbe stata una bella emozione fare andare a caccia a lepri con il gufo reale. Selvaggia, raccontaci un po' di te. No, facciamo parlare il tuo padrone. Va? Niente, questo è un ibrido di pellegrino per sacro, ha 3 anni, è una femminuccia, bene, l'anno scorso ha promesso belle cose, bei voli, e quest'anno dovrebbe diventare il top. È molto ubbidiente e gli piace volare, va molto alto, è quello il mio problema, che va tantissimo alto e devo trovare territori più spaziosi perché su dove sono i vigneti qua e là rischio di farsi male. Questa è una vera cacciatrice proprio. Questa è una vera cacciatrice, sì. Ci sono delle aziende che sono predisposte e hanno tutta roba congelata, topi, pulcini e quaglie e anche piccioni. Andiamo a comprarli da loro, si mettono sui congelatori, la sera prima si tira fuori il loro mangiare e la sera dopo si dà a mangiare e si cambia ogni 2-3 giorni il cibo. Io vario molto il mangiare perché ho visto che quando li faccio lavorare fuori mi rendono tanto di più. A settembre ho un altro appuntamento che devo andare a fare scuola didattica e quindi qui vicino su un paese e gli faccio capire cosa vuol dire avere un rapace, cosa servono i rapaci fuori e quando si trovano di saperli dire di non toccarli, di lasciarli stare perché servono molto. Che velocità riesci a raggiungere? Ma questa meno della pellegrina che avevo, che purtroppo mi è morta perché aveva un tumore, questa qui faccio i miei calcoli, sono sui 200-210, mentre l'altra mi raggiungeva sui 350 sicuri perché alle volte spariva e poi veniva giù, gli dava proprio una botta tremenda. Questa diciamo è più lenta, però promette bene. Vediamo quest'anno come va.